Siamo tornati in diretta con un piccolo ritardo, ma ci siamo riusciti anche questa sera. Benvenuti ovviamente alle trasmissioni classiche. Abbiamo anche oggi fatto un anticipo dalle 7:30 e da ora in poi andiamo in onda con la nostra programmazione classica. In attesa di avere con noi l'altra contendente del confronto che ha avuto qualche piccolo problema tecnico, speriamo che Anastasia riesca a collegarsi quanto prima. Diamo il benvenuto al nostro buon opinionista Stefano Rebec. Ciao Stefano, che è tornato con Ciao noi Luca, ciao a tutti anche e buon inizio settimana. questa settimana che con noi, ovviamente di settimana che ricomincia regolarmente dopo la pausa dovuta a Sanremo che sarà la protagonista della prossima trasmissione di oltre un'ora, in cui andremo un po' a parlare di tutto quello che è stato il festival e anche andremo a rivedere l'intervista che ho realizzato sabato con Cristina D'Avena, che li andremo a analizzare i contenuti molto interessanti che ci ha dato. Con noi ovviamente nel frattempo ci ha raggiunto l'altra contendente, la segretaria, portavoce, responsabile, quello che vi pare a voi, regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Danielis. Ecco, le vedete tutte Elena, così almeno una l'ha azzeccata. Coordinatrice. Ecco, quello che mancava. Ma non importa, vabbè, il significato è quello. Benissimo, Buonasera a tutti. mi mancava la coordinatrice effettivamente. Elena, allora siamo ovviamente partiti nel 2025. Che 2025 sarà per il Movimento 5 Stelle a livello regionale e nazionale? Ma spero molto buono, spero che sia l'anno della risalita, perché io comincio a vedere segni di difficoltà di Fratelli d'Italia a livello nazionale e spero che sia l'anno della risalita, ma mi piacerebbe che non fosse l'anno della risalita per i danni che sta facendo l'attuale governo. C'è una tale area di crisi intorno, soprattutto crisi industriali in tutta la regione, a partire dall'Electrolux di Pordenone per arrivare alle nostre, la Varzi, la Flex, la U-Blox, la Tirso. Cioè, c'è tale area di crisi che vorrei che un'eventuale rimonta del movimento non fosse sul sangue delle persone, ecco. Però davvero comincio a vedere segni di fastidio nei confronti del governo Meloni, per cui da esponente del movimento comincio a intravedere un barlume di luce, ecco. Vedremo, ecco. Elena, la questione ovviamente si parla già da tempo di campo largo, no? Sia campo largo a livello locale che nazionale, no? Per cui ovviamente facciamo anche questo parallelismo qui. La mia domanda vuole essere più specifica. Come ti vedi tu il campo largo con dentro Movimento 5 Stelle insieme ad Azione, ad esempio? Sono compatibili o si rischia un'unione bis con un governo che rischia di cadere alla prima difficoltà dopo 2 anni? Allora, bisogna vedere se si trova un accordo sui programmi e se gli altri sono disposti a rispettare questo accordo, perché tutte le volte che sono caduti i governi è dipeso dal non rispetto degli accordi. E questo continua a suonare. Eccolo. Anastasia, non spegnolo, clicca solo 2 volte il tasto in lato. Che tasto, scusami? In lato, clicchi 2 volte il tasto in lato. Eccolo. Oh madonna, oggi ho avuto un problemone con la connessione, non mi sta funzionando niente. Sì, dicevo, noi non siamo mai stati un partito in senso stretto, né un movimento con basi ideologiche, no? Per cui tutto si gioca sui contenuti, sui programmi, su dove si vuole andare, cosa si vuole fare. Se si trovano degli accordi e delle volontà, ma volontà vere, di andare da qualche parte assieme, perché no? Non ci sono preclusioni. Ecco, magari viene difficile andare al governo con qualcuno che ti insulta dalla mattina alla sera, perché questo... Parli di Calenda?
Anche no, infatti anche Calenda, oddio, Renzi dal meglio, ma anche Calenda dice il suo, ecco, per cui dipende da Perché tanti sai, fattori. parli di programmi, no Elena, però se parliamo di politica energetica qui siamo su due Ecco, pianeti con diametralmente. Azione sulla politica energetica siamo E su una due domanda, pianeti. ma visto che voi dite bianco e loro dicono tra virgolette nero, e proprio siete, perché si parla di nucleare sì, nucleare no praticamente, come si riesce ad arrivare a un accordo, visto che loro rimangono ferri su quella posizione, non mi vedo un Conte che dice, beh, un po' di nucleare mettiamolo, perché voi siete Allora, totalmente. accordo a che livello? Perché se parliamo di Non accordi a livello l'accordo nazionale, intendo. nazionale o regionale, sul nucleare si può parlare finché si vuole, ma non c'è in campo nessun progetto concreto che riguarda la nostra Sì, regione, no? sì. Se si parla di livello nazionale, lasciamolo fare a Conte, non saprei dirvi come se viene fuori. E adesso, cioè, Giusto per far bene, non sì. ne ho idea. Perfetto, benissimo. Sì, intanto Anastasia, quindi possiamo partire con il confronto. A questo punto se lo fa un po' più breve, sono già le 20:17, quindi 2 minuti per il primo intervento, 1 minuto per le repliche. Parte Elena, il cui cognome inizia con la D, ma la seconda è la A, e per la seconda lettera DO parte Daniela con Elena con la prima domanda. Partiamo subito. Il dibattito sul trasporto pubblico e sulle viabilità è sempre molto acceso. Forza Italia sostiene le politiche attuali di sviluppo, mentre i 5 Stelle chiedono una rivoluzione con più corsie ciclabili e meno auto in strada. Come immaginate la Trieste del futuro in termini di mobilità urbana? Elena? Diversissima, diversissima. Le cose stanno cambiando molto velocemente. Non so, avete visto che sabato sera la città si trasforma sostanzialmente in una città pedonale? Questo a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Ma come dicevano i miei, non so mai che non sia un bene, e la gente si sta abituando ad andare giù in autobus e tornare su in taxi, no? Che è positivo. Pian piano tutte le abitudini di mobilità cambieranno, modi diversi di muoversi, non necessariamente in bicicletta, questa è una città di anziani, è difficile vederli tutti in bici, però macchine a noleggio, cioè ci sono mille possibilità per non intasare le strade di veicoli privati, soprattutto se uno questi veicoli privati li usa prettamente per muoversi in centro. Una volta che il centro diventa complesso, per tutta una serie di ragioni, la gente dovrà per forza trovare delle altre modalità e non sarà un male. Avremo meno traffico, meno rumore, meno inquinamento e forse la città sarà di nuovo più vivibile, più godibile e più interessante anche che ne so, per il turismo. Questo è quello che penso io. Dopodiché bisogna vedere, noi abbiamo un BC Plan che giace inapplicato, ci sono vari esempi in città di piste ciclabili, di tratti di piste ciclabili non collegati a nulla. Cioè, c'è un ragionamento che va fatto un po' sugli investimenti che fa il comune. Comunque, questa è la mia idea. Anastasia? Allora, posto che Trieste è anche sempre più turistica, che è comunque inserita nelle grandi città, il traffico del futuro io lo vedo come già accade in altre città importanti, di chiudere sempre di più il centro, per cui parcheggi di bretella, parcheggi semiperiferici e dopo creare un'abitudine sia per i triestini che per i turisti raggiungere il centro tramite qualche navetta o qualche percorso appunto che si può fare anche a piedi con tutte le vie pedonali e dopo a chi piace sicuramente ci sono anche le ciclabili, fermo restando che siamo una città antica, non possiamo distruggere palazzi per mettere ciclabili ovunque. Oltretutto adesso anche il discorso delle restrizioni del tasso alcolemico, la gente predilige muoversi a piedi o in taxi e poi anche tornando un po' al discorso sicurezza, certe zone, pure io se mi capita di dover andare in un locale che mi piace, però è sito nella zona rossa o non tanto raccomandabile, preferisco muovermi prendendo il taxi, quindi aiutiamo anche i tassisti locali.
Comunque, città del futuro, io prevedo appunto, come succede quando vai a Verona, le ZTL, il centro più chiuso, e dobbiamo muoverci un po' di più e cambiare certe abitudini. È che Triestino è pigro, spesso ama parcheggiare in pieno centro, posso capirlo, però è tutto un discorso di abitudini e dinamiche che si creano. Sono d'accordo, lei ha toccato altri punti, ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso il centro va vissuto in un modo diverso e bisogna abituarsi a raggiungerlo con i mezzi pubblici, ecco, banalmente. Dopodiché ci sono le necessità del singolo, no? Se uno poi ha dei problemi di mobilità bisogna facilitarlo, questo è ovvio, però la grande parte di noi può tranquillamente fare a meno dell'auto privata. Perfetto, Anastasia, voglio dire qualcosa? Andiamo avanti? E adesso abbiamo anche di nuovo il tram, per cui è anche un'occasione per andare sull'altipiano in maniera tranquilla e godersi il panorama immersi in mezzo al verde. Stefano, prego. Io sì, sono un po' d'accordo con entrambe, anche se spesso facciamo dei paragoni con delle città che non rappresentano la realtà un po' atipica di Trieste. Trieste non ha internet, non ha nulla, cioè tu hai la macchina e in 10 minuti arrivi in centro. Quindi noi da un lato stiamo dicendo a tutti i triestini ti sei comprato l'auto per niente, perché non ci vede da nessuna parte. Nel senso che non puoi andare, perché se uno non sta lontano, non so, in altopiano o altro, effettivamente tutti hanno preso la macchina per niente. Perché se io non posso trovare parcheggio oppure devo partire da Baiamonti per mollare l'auto in via Locchi, cioè, perché il primo parcheggio che ci sarà, cioè, non ha senso. Se uno parte da Barcola per parcheggiare in stazione, cioè, secondo me intanto dobbiamo creare tanti parcheggi sicuramente. Poi sì, ci sta a vincolare un po' il centro, ci sta a chiudere la marina, però secondo me io continuo a pensare che dovremmo vincolare molto di più la parte turistica. Dovremmo fare in modo di dirottare i turisti con le auto veramente in bretelle esterne e consentire ai cittadini di avvicinarsi un po' di più e potersi gestire. Io differenzierei un po' questa cosa come in tante città. Perfetto, benissimo. Continuiamo con il secondo tema, brave per la velocità con cui avete risposto. Continuiamo con Anastasia adesso. Seconda domanda. Trieste continua a puntare sul turismo culturale, non gastronomico e sportivo, ma c'è chi sostiene che la città non riesce a trattenere i visitatori per più di un weekend. Forza Italia difende le politiche attuali, mentre il Movimento 5 Stelle chiede più investimenti sul trasporto e sulla destagionalizzazione. Cosa serve davvero per crescere il turismo e aumentare le presenze? Anastasia. Ma per aumentare le presenze è un discorso di mettere sempre più in vetrina la nostra città. I nostri assessori, il nostro sindaco sono andati anche a delle fiere importanti per appunto sviluppare la visibilità della nostra città. C'è anche il circuito Io Sono FVG, che anche il presidente della regione sostiene, è andato persino a New York e ha portato praticamente la nostra città ovunque. Stiamo crescendo tanto. Meglio che sia una cosa graduale che drastica, perché comunque dobbiamo anche abituarci ad accogliere i turisti, le strutture, comunque anche parlando con Federalberghi, con il presidente, vedendo le statistiche, dopo il Covid abbiamo avuto comunque un 30% in più di turismo. Per farli rimanere, dato un motivo per restare, d'estate mio sogno, ma vedo che si stanno già attrezzando che col progetto Core, sia assessore Barbuder con il consigliere regionale adesso mi sono persa, Scocimaro, proprio per il progetto di abbellire Barcola, le terrazze, e quindi anche questo è un progetto un po' lontano, difficile, però anche con quello che è il demanio, abbellire anche i nostri stabilimenti balneari per fare in modo che invece di migrare in Croazia si fermino qui al mare, quindi d'estate potrebbero soggiornare più giorni. Dopo tutto sta nel discorso magari concerti, avere qualche grande nome in più, ma già abbiamo fatto questo progetto anche con Go 2025, con il nostro sindaco di Gorizia Ziberna, insieme al sindaco di Nova Gorizia, quindi avremo Robbie Williams a Trieste a luglio, avremo in Villa Manin Sting. Ci sono
tantissime attrattive. Adesso che il Museo Revoltella, l'assessore Rossi sta facendo tutto un lavoro col comune per ristrutturarlo, che è meraviglioso quel museo, sia come gli antichi arredi del Barone, che tutte le mostre itineranti, come abbiamo avuto bellissimo Van Gogh, abbiamo avuto un sacco di mostre, file, che io non ho mai visto file di turisti, solo a Palazzo Pitti a Firenze, per cui le attrattive ci sono. Trieste ha un grande potenziale e che questi anni lo svilupperemo sempre di più. Poi con l'avvento di Porto Vivo, Porto Nuovo avremo altri spazi per dedicare alla cultura, allo sport, ai giovani, alle competizioni, quindi ci saranno motivi in più per poter decollare. Elena. Allora, è un mix di cose su cui sono d'accordo con Anastasia e su cui non sono per niente d'accordo con Anastasia. Mi piace. Nel senso, alcune cose sì e alcune cose no. Il turismo, come tutte le economie, ha delle regole e le regole si basano su che target vuoi colpire, ok? E non si può sparare indiscriminatamente nel mucchio cercando di attrarre tutti. Dopodiché il turismo di massa è estremamente poco sostenibile, ma proprio perché si fanno grandi numeri e piccole cifre su ogni singolo e ha un impatto bestiale sul territorio. Che tipo di turismo vogliamo? O meglio, che tipo di turismo siamo in grado di soddisfare meglio, di attrarre meglio? Su questo bisogna farci un ragionamento. E io personalmente penso, ma non ho carte alla mano per dimostrarlo, perché bisogna farci uno studio sopra serio. Io credo che noi abbiamo ottime chance di attrarre un ottimo turismo culturale che magari non starà 20 giorni a Trieste, ne starà 3, 4, 5, ma quei 5 giorni spende e non impatta sulla città, non particolarmente. È molto importante che noi si capisca dove vogliamo investire, perché per ogni turismo vanno fatti tipi di investimenti diversi. E se noi vogliamo il turismo culturale, gli dobbiamo offrire mostre, spettacoli, gli dobbiamo offrire una città che dà un messaggio di un determinato tipo. Io non mi vedo tanto a competere con la Croazia o con Grado e Lignano dal punto di vista balneare, perché abbiamo altre cose, invece di metterci in competizione con delle aree che fanno di questo tipo di turismo il core da sempre. Per cui io sono sempre dell'opinione che bisognerebbe capire dove si vuole andare e poi attrezzarsi per andarci, ok? Perché i soldi non sono infiniti, la coperta è corta, se dobbiamo investire investiamo bene, no? Questo è il discorso che noi facciamo, dopodiché è una manna dal cielo il turismo ed è qualunque tipo di turismo arrivi, a meno che non ci distrugga la città, per me va bene. Dobbiamo però cercare di soddisfarli, tutto lì. Anastasia, per la replica. Sì, io ho citato parecchi esempi, il discorso dell'estate, perché poi io lavoro in centro, quindi con i turisti mi confronto ogni giorno, da croceristi a chi alloggia negli hotel, a chi è in transito per la Croazia. E quindi era un motivo estivo di coniugare una vacanza. Prendo il sole magari 2 giorni mi fermo, mi dedico a musei, vado a vedere mostre, teatro, abbiamo un teatro di grande livello a Trieste, quindi patrimonio culturale sicuramente, patrimonio culturale che però non ha prezzo, cioè non è solo l'alto spendente che va a teatro, ma anche la persona normale, quindi non vorrei discriminare nessuno, che ci sia pure anche un turismo a vari livelli, perché abbiamo l'accoglienza, come abbiamo i vari hotel di varie categorie per poter accontentare tutti, perché la vacanza è un diritto di tutti e quindi non andrei a discriminare. Abbiamo negozi di livello dove un turista alto spendente va e compra gli abiti firmati, come anche il medio. Sicuramente non mi piace il turismo quello mordi e fuggi, che magari qualche volta siamo anche trovati la città sporca, qualcuno magari non si è comprato bene, ma quello è anche il buon senso di ogni persona che ha.
Però il potenziale diciamo che è multistrato, quindi accogliamo e cerchiamo di far girare bene l'economia, perché comunque ogni turista porta e lascia qualcosa. Il potenziale c'è. Elena, Sì, per carità, non ne faccio un discrimine, cioè al turismo culturale, il turismo culturale non è solo quello fatto dagli altospendenti, come lei definiti, Anastasia. In realtà era una prerogativa del ceto medio da sempre. Il punto è che il ceto medio si sta estinguendo. Comunque, il problema non è quello che può spendere il turista, ma quello che deve offrire il territorio, per me. E ci sono degli investimenti da fare, va capito quali sono i migliori. un minuto Stefano e chiudiamo, prego. Io credo che in questo momento stiamo cercando dei problemi. Allora, sono d'accordo un po' con entrambe, ma alle volte stiamo cercando dei problemi dove non ci sono e magari non li guardiamo dove realmente ci dovrebbero essere, dove dovremmo guardare con più attenzione. Io mi trovo molto d'accordo con Anastasia, ma mi trovo molto d'accordo con Elena quando dice che serve da fare uno studio serio sopra, e su questo mi trova assolutamente d'accordo. Perché ovviamente tra parlare o parlè o vivendo sicuramente al mercato o con anche degli studi alla mano, il modo di affrontare il discorso cambia completamente e su questo mi si trova d'accordo. Però in realtà il turismo culturale attualmente è completo, io lo vedo ogni volta nelle varie attività che coordino, dove lavoro, trovi ceto basso, medio o alto, che spesso è comunque lo stesso culturale, va a vedere la stessa mostra, va a teatro, fa le stesse cose. Cambia che magari anziché spendere 250 notte per l'hotel, spenderà 80, anziché andare a un pranzo stellato in piazza, andrà nel fast food e così via. Beh, il fast food ormai costa come quello stellato, ma insomma, lasciamo perdere questo argomento, però vabbè. Quindi in realtà io sto vedendo una Trieste piena, io non credo che in questo momento serva a valutare cosa fare, ma io personalmente, una mia opinione, continuerei come stiamo facendo dal punto di vista culturale, perché possiamo dire tutto a Trieste tranne che manca qualcosa, però manca un po' il mare. Sono d'accordo che non dobbiamo lottare con Lignano, Bibbione e così via, ma se io vengo in una città di mare e continuo a dire che voglio che la gente non stia qua più di 3 giorni, ma chi va a Milano una settimana, 10 giorni se non per lavoro? Chi va a Verona 10 giorni? Ci vai 3, poi ti sei rotto le scatole, vai a Padova, poi vai a Venezia e vai avanti. Quindi a Trieste stanno 3-4 giorni perché un turista, guardavo anche adesso online mentre parlavate, qualunque sito ti spiega come visitare Trieste, a parte chi te lo dice in 4 ore se scendi a nave, poi c'è chi dice in 3 o 4 giorni. Perché effettivamente quello vedi in una città. Io quando giro, corro come matto da un museo all'altro castello, faccio un secondo castello, il terzo museo e così via. Quindi in 3 giorni basta. Se noi vogliamo, e chiudo, avere le persone stanno una settimana, dobbiamo dargli 2 cavoli di giorni dove possono andare al mare, non dico 7 ma 2, e che non sia mandarli al pedocino o mettersi con l'asciugamano a barcola, ma dobbiamo avere anche la possibilità per il famoso alto spendente di poter spendere 20 euro e avere un lettino. Non serve un'intera costiera, ma qualcosa serve. Perfetto, benissimo. Prima di concludere il confronto, brave per essere stati nei tempi, ovviamente il giochino che abbiamo ancora fatto con voi, siamo arrivati a metà legislatura comunale, mancano 2 anni e mezzo alle prossime elezioni comunali, e la domanda che vi faccio è: secondo voi chi sarà il candidato sindaco dell'altra coalizione? Elena, e poi il giochino questo, tranquillo. Elena, Anastasia. Il Toto sindaco. Elena, prego. Federica. Anastasia? Ho sentito vari nomi. Quelli che secondo te possono essere... Ho sentito Gialluz, ho sentito la giornalista, la Botteri. Ah beh, un nome nuovo però che emerge. Nuovo? Perché lo facciamo da 1 mese e mezzo e sei la prima che dice Giovanna Botteri. È venuto fuori questo nome. Botteri, ci metto la firma. Poi immagino che anche sicuramente Riccardo La Terza ci proverà di nuovo. Assolutamente, spero. Stefano, la sfida a Federica per i Botteri è la prima volta che emerge qua. Sì, è la prima volta. Anastasia ci ha portato un nome nuovo. Devo essere sincero, non ci avevo neanche pensato. Ma qualche rumor sulla citata.
Potrebbe essere Elena, ti piacerebbe come nome? Sì, mi piacerebbe molto. Benissimo, Anche perché sarebbe, penso, accettabile per tutti. benissimo, prima di concludere ovviamente una piccola postilla, tra poco abbiamo la trasmissione su Sanremo, è scoppiata la polemica ieri riguardo i 5 finalisti, in cui appunto erano tutti uomini e qualcuno ha tirato fuori anche la questione delle quote rosa anche per le finali, non tenendo conto ovviamente che i 5 finalisti si basavano unicamente su dei numeri, su dei voti insomma sul televoti, per cui non era una questione di genere. Noi come rispondiamo a queste polemiche, oggi il confronto è tutto femminile, era questo per concludere in bellezza. Ecco. Bene, così equilibriamo le quote rosa anche in questo senso qua. Bene, Infatti no, io ho sciolto i capelli apposta per essere un po' quota rosa anch'io. allora, abbiamo concluso in maniera così effervescente e spumeggiante. Grazie Elena Danielis, coordinatrice del Grazie a voi. 5 Stelle. Grazie Anastasia Doglia, consigliera della quarta circoscrizione per Forza Italia. Ci vediamo tra poco con Sanremo. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Scusatemi il ritardo, ho problemi di connessione. Ma siamo riusciti comunque. Comunque il vincitore per me era Cristicchi.